E allora, so che a una volta e va domande il permesso per andare delle oste qua o del posto in dove si deve ascoltare. Allora, come ho parlato nel primo video, che allora parla su un assunto che parla sul mese di agosto, che è che si fornisce. Pertanto il mese di agosto è il mese di caigac, match, il mese del disgusto. Ste anni dizia che quando una persona la sta mia tambe, di salute, se la passa il mese di agosto, la dirà un anno. E allora me crede che ne tante chi vede allora che sa fornisce. Ma per me le mise stesse di Otter è anche per me importante perché come la Chiesa la fa memoria del mis delle vocazioni. E allora a me penso che nella vita delle persone è tanto importante la vocazione di cada uno del suo posto per contribuire nella società. E allora, come io ho fatto allora la memoria, la prima domenica lui fa la memoria del prete, che è tanto importante, che sappia prece, chi porta la parola, chi porta la benedizione. Delle noi è stata anche tanto importante nell'epoca dell'immigrazione, che ha aiutato in gran tanto anche a istruire, fare tanti gesti di fede e tanti che fanno. E facciamo anche tante delle nostre comunità del TED adesso. E allora la seconda domenica, allora si ricorda il dì del papà, a me che pensi che rappresenta allora che chi è maritato, allora la vocazione di un papà e di una mamma, di fare una famiglia, e allora che è tanto importante che tutte le persone unite di una famiglia, e allora che è importante che si ricorda e che sa anche sa prega, sa fa un'attenzione buona perché le famiglie anche i strutture che giovani anche i cate fa la sua vocazione e la vive con quei valori né, di verità. E il terzo, allora, gli ricorda i religiosi, allora che sarebbero i monaci e irmão, che va a missione a pregare la parola in tutti i canti del mondo. E l'ultimo, allora, fa memoria di Lego. Il Lego gli direziona un po', anche un po' specifico ai catechista, ma me pensi che anche si riferisce alle persone che sta a scapo, perché stai ma pare siete chi più ci parla che le persone che sta a scapo e a volte l'era mia perché viria anche su tanti che sta a fodere sta a scapo ma anche che le persone che erano quai malattie o quai e allora i pupai consigliare che la persona la samaridesse mia che la stesse la fa la sua parte nella famiglia, nella comunità, come un leigo, ma la samaritessa mia perché è conforme il tipo della sua salute, la sua malattia, la può interferire nel desenvolvimento della famiglia. E allora lei sa che mi compararne. E allora anche l'importante è che le persone che cata fuori mia maridas e porti la parola di Dio in dove è, nel suo lavoro, anche nella comunità, nella famiglia in cui sta. Ma perché allora c'è una confusione tra quella è una vocazione e anche quella è una professione. Perché si ascolta a volte tante che dicono che la propria la vocazione di una maestra, la una vocazione di una advogata. Ou se diz, que a própria jeito de isso, a vocação de próprio isso um colono, che sia una professione. Allora mi penso che è differente la vocazione dalla professione.
Perché, claro, nel diden che pisse la libertà de catafò, che tanti tipi di professioni differenti che nella mia ste hai, e anche le persone che adesso pisse a studiare, che ste in mia, a volte la maioria si obbliga a fare qualche lira pisse di accesso ed è mia tanca catafò. Dopo più se tardi che hai gariata a studiare o che era un po' più serende accesso a studi o era un'opportunità per vari motivi, né? E allora hai gariata a fare una professione, ma tanti che tu obbligati a fare qualche che era lì e pronto, né? E allora sapeva dire che è più facile cattar fora la professione, allora te puoi esercerla più se con amore, te puoi te se specializzare in qualche te fa, e allora te il fai più se ben fatto, più se di volontà mia, perché te sei stato obbligato a fare quello e pronto. Ma claro che se una persona ha una coscienza buona, embora che tu fa quel lavoro lì, ma la fa con amore, la fa ben fatta e il fa buono, è importante della sua vita e per la vita delle persone che la garante. E allora le ho chiesto che mi vorrei parlare e anche quando mi sarei piccina, ma ricordi che si pregava un gran tempo per le vocazioni. E allora anche nelle chiese, anche a nel rosario. E allora vorrei ma pare che la orazione che era più direzionata alle persone che erano i preti o che andavano a studiare demoniche o dei irmãos. Ma la pertøgne che allora di la bergamasca l'ho scritta perché in memoria i seta so s'attrapaglia e forse s'attrapaglia anche a l'esala perché se sa Andrea invece a volte sa che è mia per come una volta, ma in finale perché il Signore l'illumina col suo Spirito Santo tutte le nostre vocazioni, buco babbo e mame, de sai educare i figli, che ogni fa amo tanti prece, che chi è amo là, chi continua, chi sta firme nella sua vocazione, il religioso anche nella sua missione, e il leigo anche che te ci porta la parola di Dio sempre con i valori della fede e i valori cristiani. E allora la lese in bergamasco. Gesù, maester dei maester, che de Dio t'ha segnit e t'ha chiamato gli apostoli per insieme a lui. Seguita a passare per le nostre strade, nelle nostre famiglie e nelle nostre scuole. E seguita a Dio invita i nostri giovani. Daga coraggio alle persone invidate, daga forza per fare chi sta in sul dritto, come apostoli di Dio, donne e uomini che prega, moneghe prece, per il bene della sete di Dio e di tutta la umanità. Amen. Grazie a tutti. E scrivi nei commentari anche cosa hai trovato, di cosa mi hai parlato e che è importante allora a portare in là e infine alla prossima.